Buona estate, auguri di buona estate. Sì, da quelli che leggevo in cominciata l'estate, a dire la verità, è sempre che era martedì il 21 di giugno, c'è stato il solstizio, se ricordo bene verso le 11, 11.13, 11.04 circa del 21, la primavera è trascorsa e ricomincia l'estate, in cui le prendi la prima festa importante dell'estate, a dire la verità, anche il 21 che era San Luis è una ricorrenza importante, però appunto le redi dei passaggi, in cui San Giovan Battista, vu di più sei gran sant, per chi conosce il Vangelo, Gesù dice che fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni Battista, anche se poi aggiunge che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Detto questo, su San Giovanni siamo in piena estate. Per chi volesse precisare le ricorrenze liturgiche, oggi in realtà cade anche la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù, il Sacro Cuore che forse una volta era più considerato, era più ricordato, però sempre importante ovviamente per i credenti. E San Giovan, appunto uno dei santi, con San Michele, dopo la Madonna si intende, con San Giuseppe, con Sant'Antonio, i santi più ricordati, soprattutto in ambito agricolo. Per esempio io ogni tanto ripesco da certi libri dei miei amici, per esempio Lezio Meroni del Cinisel, che ricordava che a San Giovan la misura in di man, cioè la falce nelle mani, per la misura nel senso dell'attrezzo per tagliare il grano, come si diceva una volta, per segare il furmente, era il tempo della mietitura. Ecco che quindi siamo in un periodo importante, e appunto una volta era una ricorrenza, una scadenza importantissima. Come al solito bisogna venuta tutti i volte, ormai purtroppo il mondo agricolo per chi vive in città è qualcosa di un po' lontano, oppure lo si raggiunge quando si fa qualche scampagnata eccetera, anche se in quel periodo qui, con la siccità che è, l'agricoltura si capisce che ha delle sofferenze. Su questo dirò qualcos'altro in un altro video, anche perché sinceramente su questo tema avevo già detto qualcosa. Per intanto, che ho tanti auguri a tutti quelli che si chiama Giovan, è vero che quelli che festeggia il San Giovan che è il 27 dicembre, quindi andiamo a festeggiare in un'altra di fa niente, che si chiama Giovan Battista o Battista, in cui è sul santo, e quindi anche alle Giovanne, che si chiama Giovanna de Donna, auguri anche alle Giovanne. Vi auguriamo una buona estate a tutti e si sentono presto. Ciao ciao!